L'opinione è che sull'articolo del Corriere del Veneto ci sembra che siano i desiderata, diciamo, del presidente Zaia. Sostanzialmente è una specie di letterina in ritardo a Babbo Natale perché gli porti in regalo soldi per chiudere il progetto. È un dato di fatto che quell'articolo ha delle contraddizioni in termini, diciamo, di tipo economico, parla di pareggi di bilancio a 23.000 veicoli, in realtà quello che conta non sono i flussi delle ruote, delle macchine, ma sono i flussi di cassa e questi vanno misurati in modo oggettivo con dati economici reali. L'altro passaggio però più importante è la nomina del nuovo cosiddetto commissario per la vigilanza sulla pedemontana, l'avvocato Corsini, che conosciamo già, la storia è legata alle amministrazioni Costa del Comune di Venezia e soprattutto lo conosciamo perché in quanto avvocato dello Stato, ed è da chiederselo con una certa attenzione, è lui quello che ha suggerito a Vernizzi la segretazione del contratto di concessione. Se questo fosse vero e se questa è la premessa dell'attività che ci aspetta, ne vedremo delle belle.